Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Come avete visto dalla mascherina principale, oggi si parlerà di alimentazione equilibrata, che è un processo che si attua quando già una persona magari non deve perdere massa corporea, ma deve in un certo senso avere un'alimentazione che sia consona al suo stato e al suo metabolismo, e quindi chiaramente alcune persone sono magre ma mangiano un pochettino fuori dagli schemi, magari mangiano troppi grassi o troppi carboidrati oppure troppe proteine, e quindi hanno proprio bisogno di un'alimentazione equilibrata per sostenere il proprio intestino e stomaco, ma soprattutto l'intestino al colon, perché magari alcune volte è sovraffaticato, infiammato, e quindi ci vuole un aiutino. Chiaramente esistono degli ottimi farmaci o anche vitamine e quant'altro che ho già spiegato anche in un'altra pillola. Se non l'avete ancora vista potete andarla a cercare nel canale del vostro Marietto Veneziano. Comunque in ogni caso ci può venire in aiuto anche la radionica, e qui oggi il vostro Marietto vi farà vedere uno schema che potete scaricare gratuitamente nel sito del capitano.altavista.org o nei gruppi Facebook di Hildegard e Marietto Veneziano, e anche nei gruppi di Telegram. Adesso abbiamo un gruppo di Telegram con un canale apposito dove vengono anche posizionati alcuni circuiti radionici. Bene, e quindi partiamo. Se non l'avete fatto ancora, vi chiedo di iscrivervi al canale di Hildegard e Marietto Veneziano, attivare la campanella per le news, che fa sempre comodo, e magari anche un bel like. Grazie cari amici. E iniziamo. Bene, qui vedete il classico quadrante radiostesico per la valutazione, che vi ripeto potete scaricare gratuitamente al sito del capitano.altavista.org, dove metteremo il nostro testimone. Il nostro testimone può essere tranquillamente una fotografia, un capello, un pezzo di batuffolo con della saliva della persona, un pezzo di unghia, oppure il nome scritto e il cognome con la data di nascita. Prendiamo il nostro pendolino e chiediamo se il quadrante radionico che stiamo per usare funziona per questo testimone, e vediamo che il pendolino ci dice di sì. A questo punto noi sappiamo che l'operazione sarà propositiva. Vedete cari amici? A questo punto noi possiamo partire per l'operazione. Quindi ci fermiamo e passiamo al prossimo quadrante radiostesico, che è il quadrante radiostesico per la valutazione del trattamento. Vi ripeto che questi non sono quadranti medici, ma sono solamente quadranti vibrazionali che aiutano, però chiaramente per avere maggiori informazioni bisogna rivolgersi a un medico del benessere o della salute. Quindi prendiamo il nostro quadrante radiostesico per la valutazione, che si può sempre scaricare gratuitamente nel sito del capitano.altavista.org o nei gruppi di Facebook di Hildegard e Marietto Veneziano. Mettiamo il nostro testimone, prendiamo il pendolino e vediamo come andrà l'operazione. E anche qui vedete che il pendolino è piuttosto propositivo, vedete? Quindi sicuri che sarà favorevole. Cosa facciamo? Prendiamo a questo punto il nostro quadrante, che è un circuito radiostesico, che è questo qua. Questo qua è un circuito radiostesico fatto appositamente per chi segue il Marietto Veneziano. Ha praticamente un decagono che raggruppa le forze universali, un cerchio che è il simbolo dell'infinito e del creatore, e quindi il vostro Marietto Veneziano ha cercato col pendolino e il circuito Busby un numero cosmico per dare la possibilità alle persone che mettono il proprio testimone all'interno di praticamente attirare le onde di forma per avere un'alimentazione equilibrata. Alimentazione equilibrata. Poi vedete che la macchina radionica è circondata da una protezione con un disimpregnatore, così tutto quello che è all'interno, il nome, la scritta, l'alef e tutto è sempre disimpregnato, è sempre costantemente pulito da vibrazioni negative. Quindi voi
posizionate il vostro testimone, quello che esso sia, e prendete il pendolino e girate intorno. Girando intorno raggruppate il numero cosmico Busby con tutta la macchina radionica, e girate minimo 21 giri, ma l'ideale sarebbe far finire il pendolino. Quindi in questo modo date la possibilità di raggruppare il testimone col numero Busby cosmico, che serve proprio per avere un'alimentazione equilibrata. Adesso ci fermiamo perché chiaramente questa è una pillola dimostrativa e la domanda a questo punto è quanto tempo. Ecco, questo circuito radionico può essere utilizzato fino a quando non si raggiunge l'obiettivo, e quindi può essere utilizzato anche per più di un mese, fin quando non si riesce a raggiungere un'alimentazione equilibrata, che il proprio organismo riesce a cominciare a riattivarsi in modo corretto. Anche se si è magri va benissimo, perché uno può essere magro perché brucia tantissime calorie ma non ha un'alimentazione equilibrata e quindi ha un intestino sempre sotto pressione e infiammato. Grazie cari amici per aver seguito anche oggi il vostro Marietto Veneziano. Vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Hildegarda e Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram e di attivare la campanella. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!